cristiani, state muti che c'ho telegiornale. Buon pranzo qui a tavola e buongiorno qui a ditta. E Gianni per il chiumo che trasmette a ditta a ditta. E parliamo di politica. Oggi alla Camera dei Deputati hanno romputo la porta del gabinetto e nella riunione si sono accorgiuti che mancava la carta igienica. E stasera all'aula magna e Famagnaccia vi si è chiesto una mangiata a Monsello. In questa mangiata ci saranno i soliti DC, PC, MS, Mabore e Sucare e Cofitto e parleranno sui problemi dei cardi. Stamattina a Palazzo dell'Iafante c'è stata ascicata dei mutanni. L'assessore ha detto alla munizia Santo Ignasciato, c'è chi settimana l'onorevole Sciangato, che l'accusava di aver ittato nella strada un cesso coronale spunnato. Notizie di Palermo. Il mago Pippo Sucato l'ha staurito in un'intervista che dopo che si è succato quasi Palermo si volesse sucare magari la Sicilia. Un gran figlio da sucaiola ha detto per il momento sogna riposo e mi sugo solo due uova. Sempre da Palermo. Oggi ha comparuto davanti ai giudici pentito Giuseppe Asono, detto Pippo il Cicchigno, e per quasi 2 ore ha cantato Sole Mio. Il magistrato, dopo averla scutato, lo hanno condannato a fare mettere un disco. E passiamo alla provincia. Oggi a Renazzo c'è stata la visita del ministro Provulazzo e ci disse a tutti che zocco faccio non mi da rompere quello che state pensando. Si è concluso anche a Bronte cosa vuol mettere a quella ponte e su come c'era freddo c'è che c'avevo puttusido. A Gravina la giunta comunale ha parlato sugli appalti alla pecorina. Ieri sera a Pedara c'è stata la rassegna della cacata che a Vanno è stata vinta da Vito Cacchi d'Ingordo che si è giudicato la cacaretta d'argento. Alcuni secondi di pubblicità. Ti senti uno stagnino? Telefona a Pippo Rambino. Cerchi di cosso un falegname? Chiama Saro Laudane, che è più lungo da fame. Io come aspettano. Per i vostri stornamenti telefona allo 0066, sei uno stronzo se non chiami subito. Gli avrai una lapa a disposizione, piano da lapa. Hai la camicia inzunzata, la giacca ascicata, cerchi una smacchiatoria, te ne via dell'oro che c'è mezzia. E riprendiamo il nostro telegiornale. Oggi alle 7:50 ha visto a cominciare lo sciopero dei tiri, che ha visto a finire domani a menziono, perciò stanotte tiri niente. Mentre il dollaro ha chiamato il nicchietto perché dice che in Marco si spaccava la testa e pigliava 3 punti sulla tigna italiana. Ieri mattina c'è stato un mistimento alla chianata di Lognina. Il commerciante fruttaiolo Carmelo Pumaroro, abitante in via Sucabroro, no Cottiglio di Sosoro 15, mentre chianava con la lava piena di bastardi, è stato mistuto da tunisino Suca Maslim. Nell'imbatto Carmelo Pumaroro ha portato 90 punti in da tigna, mentre il tunisino Suca Maslim se l'ha cavata con qualche bastardetto in da testa. E passiamo alla cronaca nera. Ieri notte in piazza Rosolino Pilo ci sono state cutiddate alle Vapilo. Difatti va vero, Ciccio Rasolo è stato arrestato perché dice che ci tagliava Lucia a Sosoro. Dopo tutti i cristiani stanno schicchi perché dice che ci tagliava i capelli a tutti i suoi figli. In via Balle Rosse, in una travessa del Custo, c'è stata una sparatoria di lusso. Sono state ferite gravemente con 65 coppe di pistola calibro, un bottuso da spadaseggi, 2 scecchi di Ronzaro. Mentre migliorano le condizioni di Ciccio da Calatedda, che domenica è scidicato in da la testa in da chitarretta. Massiccia operazione della polizia. Ieri sera sono caduti nel frizzo alcuni pezzi rossi di 90, puntuati nei quartieri, e sono i seguenti nomi: Pulipazzo detto Diffuso, Carmelo Bebè detto Baffo di Ferro, appartenente al clan della pasta e Chiecozzo, Vittorio Triachedda detto Ucut, Giovanni Matto, Santo Occhibelli, Cavallo Pazzo, Pippo Transistoro, Pippa Radio, Usuggi, Iano Malletta, Pippa Antico. Tutti questi nomi di spicco appartengono al clan da Bruscia di Placido Comisi Ucifaloto. Altri personaggi di spicco sono Dando Cazzusa, Gaetano Barone detto Spassuso, Turi Cassetta, Pippo Catigna, Toni Mauro, Toni Caccia, Gina Mutta, Ignazio Luce, Savolo Spiddo, Gianni Panzuccia, Mignose Acquasessi, Turi De Bomboli, Domenico Lobello del clan dei Torinesi. Tutti questi buoni figli della Iarusa sono stati pigliati nell'operazione del Fritz condotta dal colonnello Damiano Risata. E adesso passiamo allo sport. Il Catania ha ripreso l'allenamento ma sono ancora niente. Ieri sera al palazzetto dello sport la Scavolina è stata battuta da Scavola Roccoli per 96-80. Pippo Pinnacchi ha vinto anche quest'anno il Pirito d'Oro, battendo in lunghezza il suo rivale Santo Scoreggio, mentre il terzo posto è stato vinto da Nicola Jettilalleggio. È stato battuto il primato sui 100 metri di Salvo Scippo. Come ha visto la Pula si mi sa pure che come cureo manco possono acchiappare. Adesso passiamo alle previsioni del tempo. Oggi la temperatura è calata a chiummo e il cavolo si è chiuso verso l'Intini, mentre i conti correnti freddi scendono da Belpasso e investono tutta la zona di San Giovanni Calemmo e scendono verso le nere. Nel pomeriggio l'aria umida pozzolente coprirà la fascia di Picanello, con qualche precipitazione terranno le a Barera.
e cuticchione a cifoli. Mentre verso Futtino l'aria sarà china di moschiti e se ne vanno verso Vaccarizzo. Zanzara che Mare ci molto mosse, con marette, da bacino di Logna a Tuniceto della Praia. E guardiamo le temperature. -2 a San Giorgio e alle Nere a coppie di pistola, mentre le massime hanno toccato i +6 rapini e 13 scippi a Catania. Per oggi è tutto, grazie dell'ascolto, ci risentiamo più tardi. Che bene, ma quando cosa che succede, no? Cacchiappa, cammuoia, cupiglia. Ma ogni giorno una novità c'è. Basta, basta.